devo dire una grandissima soddisfazione e anche una grande opportunità. Solo 2 regioni sono state scelte, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, e noi siamo riusciti a piazzare sia Udine che Trieste. Quindi un grazie va ai sindaci di Udine e di Trieste, un grazie va alle società sportive dell'Udinese Calcio e della Triestina, perché sarà un lavoro di squadra importante che ci permetterà di migliorare le nostre infrastrutture sportive e allo stesso tempo di dare una grande visibilità alla regione. Quindi siamo contenti anche perché gli europei Under 21 sono davvero una grande opportunità per una regione che si fregia di essere la più sportiva d'Italia. Abbiamo il numero di sportivi, il tasso di sportività più alto rispetto ai nostri abitanti, e questo credo che sia veramente un grande riconoscimento. Presidente, un riconoscimento anche per gli impianti sportivi della regione, no? 2 stadi all'avanguardia, quello di Udine recentemente ristrutturato. Sì, quello di Udine in particolare ormai è uno stadio noto a livello mondiale. L'intervento che è stato fatto dal Comune e dall'Udinese Calcio è tra l'altro estremamente innovativo sul vecchio stadio, e quindi anche sullo stadio di Trieste faremo degli interventi importanti, e questo ci permetterà di riqualificare tutte e 2 le aree, il che significa avere 2 stadi assolutamente all'avanguardia, non solo pronti per gli europei ma pronti anche per ospitare qualunque evento sportivo importante, compresi ovviamente il campionato di calcio, dove speriamo che tutte e 2 le nostre squadre si facciano valere come per tanto tempo siamo riusciti a fare.